Se fossi il sindaco di Jesolo direi di no agli 85 profughi in arrivo da Lampedusa. Sono state queste le parole del governatore del Veneto Luca Zaia, parole che al patriarca Moraglia non è che siano proprio andate a genio, e il quale ha risposto proprio alla presentazione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato sulla scia dell'enciclica di Benedetto XVI Caritas in Veritate, che cerca di tracciare la strada per le norme utili al dramma di chi lascia il proprio paese. La politica, ha detto il patriarca, deve farsi carico dei problemi, e questo è un problema. Guardare i lampedusani che salvano ed accolgono nelle loro case chi sta per annegare. La politica deve dare risposte a fatti che fanno scalpore, magari per 24 ore, ma che poi non deve dimenticare. Il riferimento al governatore è chiaro: quando encomiò Lampedusa e i suoi cittadini per la solidarietà dimostrata nella strage di uomini, donne e bambini, proponendoli per il Nobel per la pace. Al patriarca dunque è sembrato forse doveroso ricordare al governatore quei momenti. Zaia però se l'è presa anche con l'Unione Europea, parlando di latitanza delle istituzioni continentali che lasciano l'Italia da sola. Concorda in realtà Moraglia, che parla di un'Italia lasciata sola nell'emergenza, e poi si rivolge ai veneti. È una cultura capace di accogliere, non si può essere da meno di quelle persone che a Lampedusa hanno soccorso profughi che stavano per annegare a pochi metri dalla costa italiana.